Dunque, le foto che vedete ci sono state inviate dal consigliere regionale Marco Dolfin, che per inciso si trova a casa confinato in quarantena perché è positivo, ma vi assicuriamo che sta bene e non ha nessun sintomo. Sta tra l'altro seguendo anche i lavori del consiglio regionale, quindi continua a lavorare tranquillamente, a seguire gli interessi di Chioggia. Vi ricordiamo sempre che Chioggia è l'unico comune del Veneto che ha tre consiglieri regionali. Detto questo, allora le foto che vedete riguardano le difese dal mare poste sulla foce dell'Adige, difese che come potete vedere erano fortemente compromesse e c'era veramente il pericolo, tanto è vero che anche i residenti erano molto preoccupati, ma ricordiamoci che quando capita un problema al litorale non è solo un problema dello chiosco, dello stabilimento balneare, di chi ha la concessione, eccetera. È tutta una catena perché ricordiamo che tra l'altro, soprattutto Isola Verde, è in discesa, quindi se per caso la forza del mare dovesse rompere le difese, praticamente l'acqua arriverebbe fino alla Romea, tanto per essere chiari. Ecco, quindi proprio oggi, queste le foto che vedete adesso invece sono le foto relative ai lavori che stanno facendo per conto della Regione Veneto e avevamo già dato comunicazione nei giorni scorsi che avevano iniziato a, a rinforzare e alzare i pennelli, quelli di Isola Verde, e adesso sono in corso i lavori per rinforzare, sistemare e ripristinare le difese dal mare della foce appunto dell'Adige. Ricordiamo appunto che è molto importante, soprattutto in questo periodo, perché adesso che è gennaio le attività possono, i trattori, i camion, Burci possono lavorare tranquillamente, tranquillamente sempre in base alle condizioni meteo ovviamente, ma possono operare senza dare disagio per il turismo. Quindi per fortuna, insomma, ci sembra che nel panorama generale sappiamo che ci sono tantissimi problemi e in questo per fortuna si sta andando avanti. E ringraziamo il consigliere Marco Dolfin che ci ha fatto avere questa comunicazione.